L'Olimpia Sant'Antioco espugna il difficile Palazzo dello Sport di Montopoli in Sabina, battendo il Monterotondo al quinto set in un match tiratissimo e pieno di colpi di scena dopo 2 ore e mezza di dura battaglia. Il sestetto di Draganov, dopo essere stato sotto di 2-7, grazie anche ad una condotta arbitrale a dir poco disastrosa, ha tirato fuori gli artigli e sotto i colpi del cubano Michael Cardona e soci è riuscito a capovolgere il risultato chiudendo la pratica al tie break col punteggio finale di 15-10. Una vittoria raggiunta col cuore che rilancia la squadra verso posizioni di classifica più tranquille per centrare in questa stagione una salvezza anticipata nel campionato di Serie B1 nazionale. Ecco Gerry, capitano, una dedica particolare vuoi fare? Beh, una dedica particolare, è una partita che va dedicata alla società, perché la società sta facendo veramente tanti sacrifici, adesso siamo di nuovo sul mercato, sono successi tanti problemi, non ci sta facendo mancare niente, ci accontenta in tutto, quindi è giusto che questa è una vittoria della società. Pierpaolo, siamo in diretta sia sulla Radio Star ma anche su telesardegnaNetwork.com. Insomma, abbiamo visto delle cose oggi, fuochi d'artificio, l'abbiamo raccontato in radiocronaca, io mi scuso, forse ho alzato anche un po' troppo la voce, quindi deconcentravo un pochino i giocatori, ma chiaramente oggi ho visto delle cose scandalose. Io ho 23 anni di cronache sportive, radiofoniche in tutti i campi sportivi, ma una cosa del genere forse non l'avevo mai vista. Guarda, io è la prima volta invece che mi capita che vinciamo una partita e sono triste, incazzato, deluso, ma soprattutto perché la pallavolo è uno sport bellissimo e non è giusto che 2 elementi del genere lo rovinino, perché parlavamo anche con un'altra squadra, mi ha detto guarda purtroppo a voi è la prima volta che vi capitano, a noi hanno arbitrato anche altre partite, sono stati scandalosi e anche peggio di oggi, quindi noi riconosciamo una cosa del genere perché ci dispiace anche per noi vedere che si debba giocare una partita in queste condizioni, è impensabile. A me, avete visto tutti. Sì, l'abbiamo anche confermato sia io che Stefano. Insomma, si giocava oggi non solo contro Monterotondo, che tra l'altro ha fatto la sua onesta partita, ma si giocava soprattutto anche contro gli arbitri e questo non è facile. No, ma infatti, perché poi tra le squadre, tra i ragazzi, il clima in campo era ottimo, tra allenatori, ci guardavamo in faccia sia tra giocatori che con le panchine, dire ragazzi è giusta, è addentro, noi tra le squadre ci si aiuta anche quando per confermare magari se una palla è dentro o fuori, ma con loro era impossibile. Ecco, ma poi la cosa più clamorosa, Pierpaolo, scusa se ti interrompo, è stato anche il fatto, l'abbiamo segnalato durante la radiocronaca, quando voi siete andati qui all'esterno tra l'altro del campo, al di là della vetrata, e addirittura vi hanno fatto entrare dentro lo stanzone, non potevate stare neanche lì, incredibile. Infatti, siccome per regolamento tu devi uscire fuori dal palazzetto, noi eravamo fuori, però in questo palazzetto ci sono le vetrate, quindi hanno detto che dovevamo proprio non poter nemmeno vedere la partita, quindi siamo andati agli spogliatoi e vi lascio immaginare, insomma, il problema, ripeto, è stato quello che non ci hanno fatto giocare una partita di pallavolo, sia noi che anche a loro. È questo che più dispiace. Esatto, è quello. Poi devo sicuramente fare un elogio alla squadra, ai ragazzi, perché in un momento del genere qualsiasi squadra avrebbe preso la testa, invece sono rimasti abbastanza concentrati, calmi, hanno subito tutto quello che c'era da subire e pian piano siamo riusciti a uscire fuori e credo che poi abbiamo vinto per meritatamente. Ecco, adesso attendono per le ultime 2 partite di questo girone d'andata, ci sono i 2 derby, uno in casa sabato prossimo al Pala Giacomo Cabras contro l'Iglesias Volley e poi l'ultima si giocherà a Golf Aranci contro la Meridiana Olce. Speriamo insomma l'Olimpia possa chiudere al meglio queste 2 partite. Sì, adesso intanto abbiamo preso 2 punti importanti in campo, dove qua a Reggio Emilia ha vinto 3-2 è una diretta concorrente perché ha vinto con noi e quindi facciamo un piccolo salto anche in classifica e poi anche se dico ci godiamo questa vittoria fino a un certo punto, però ci penseremo da lunedì la partita sempre importante perché un derby con l'Iglesia sabato prossimo. Chiamiamo quindi a raccolta tutti i tifosi del Sulcis per il derby. Adesso ci avviciniamo, direi, se sei d'accordo. Chiaramente ringrazio anche Stefano Capini che quest'oggi sta collaborando in pieno, lo ringrazio particolarmente per questo nostro servizio sia sulla radio ma anche sulla televisione. Eccolo qua.
Giorgi Draganov, insomma, il coach che ne ha visto di cotte e di crude nella sua carriera, ampia carriera pallavolistica, prima giocatore della nazionale bulgara, è stato anche nel settore tecnico della nazionale, ha allenato tantissimi anni, così come ho chiesto a coloro che abbiamo intervistato finora, prima Jerry Rinaldo, poi Pierpaolo Lai, ma non l'avevi mai vista una cosa del genere? Sì, hai ragione, è inutile ripetere le cose, mi penso che il direttore sportivo, anche il capitano, le hanno raccontate. Ma non è giusto per il pallavolo, perché il primo set, quando siamo rientrati già in partita, dopo quel recupero enorme, la stessa partita pallavolo era bella e divertiva anche il pubblico, anche gli atleti da tutte e due parti. Poi fra atleti non si è successo niente perché tutto era bello di giocare e di vedere, e non momenti quelli protagonisti, non so come con quei cartellini. Ora dobbiamo vedere che succederà, perché hanno volato tanti di quei cartellini. Giovedì povere, qualche sorpresa, non so, dobbiamo pensarci ora qua. Poi espelgano Michael, non mi spiegano come fino a 7 o la partita, lui si va, l'avete visto, era vestito. Poi dico, Michael, vai a cambiarti perché abbiamo vinto. Però la prima cosa, bravi ragazzi, bravi, dopo un avvio molto pesante abbiamo riuscito a rientrare in partita, a giocare, a dare tutto. Poi quando ci siamo trovati in difficoltà, anche Giancarlo è entrato, si è messo nel ruolo di opposto. I ragazzi sono stati eccezionali. Io di quel primo giorno, quando sono arrivato, sempre questo sto ripetendo: la nostra squadra è forte, è compatta, deve esprimere un certo tipo di gioco. Quelli già lo iniziamo a vedere. Come con Stefano ogni volta parliamo dopo allenamento, siamo soddisfatti perché stiamo lavorando e lavorando conquistiamo tanto quella sicurezza, quale poi vedendo in campo che la squadra non molla mai perché ha la base. Ecco coach, nel momento in cui poi hai fatto il tuo ritorno in campo qui dopo la squalifica, che era provvisoria naturalmente, no? L'espulsione provvisoria, sì. Ti ho visto che eri un po' mogio, forse un po' abbacchiato perché non ti piacciono queste cose nel mondo del calcio. No, da tanti anni nel pallavolo ti fa male, però era un momento, poi dico i ragazzi mi aspettano, devo cambiare la faccia atteggiamento e devo stare con loro. I ragazzi hanno capito subito e poi sono partiti, perché se non siamo uniti non andiamo da nessuna parte. Oggi ho visto quella squadra vera dove con Stefano ogni santo giorno parliamo, lavoriamo. Sono contentissimo, non lo posso nascondere. Veramente una partita vinta col cuore, così come ha detto Pierpaolo Lai, ma l'abbiamo detto anche in cronaca, una partita da dedicare completamente alla società. Io ho detto nel momento in cui ci sono stati questi grandi errori, insomma una società che fa veramente tanti sacrifici per portare avanti questo sport in una piccola cittadina come Sant'Antioco, e non è un momento felice per nessuno, e insomma si fanno veramente tanti sforzi e poi si rischia di vedersi un po' rovinati magari sì, da dei personaggi che magari sono incompetenti, non voglio dire che siano in malafede, ma magari sono incompetenti. Poi non so in malafede, ma in un momento lo dimostrano proprio. Ti guardano, ti vogliono far sapere che sono superiori di te, no, perché noi siamo ogni giorno in palestra e lavoriamo, cerchiamo di migliorare. Poi che ti devo dire per la società? È una meraviglia stare in quella società perché nessuno non ti mette pressione, sono puntuali, i ragazzi sono tranquilli, in palestra ne lasciano la piena libertà e siamo tranquilli e consapevoli che possiamo fare ancora meglio. Più di così solo posso ringraziare la società che mi mette in quelle condizioni a lavorare tranquillo. Ecco, facciamo un'analisi insomma su questo finale del girone d'andata, mancano ancora 2 partite, 2 derby, si giocherà contro l'Iglesias al Palasport di Sant'Antioco e poi si va a Golfaranci contro Meridiana Olbia. Come vedi queste 2 partite, cosa ti aspetti? Allora, senza nasconderci, abbiamo chiesto che di 3 partite almeno 6 punti li dobbiamo tirare, qua abbiamo perso una. Ora vedremo sabato contro Iglesias perché loro verranno a farsi la partita, anche se ci conosciamo bene. In quel momento nessuno non molla, però io penso che il morale, la preparazione fisica e tecnica stiamo bene e spero che riusciremo a farlo. Poi tocca a Olbia vedere il morale ma io squadra avremo, perché ho detto dopo tanti di quei cartellini non si capisce, può essere qualcuno squalificato, speriamo di no, però saprà giudicare.
Grazie a Giorgi Draganov, il coach dell'Olimpia Sant'Antioco. Un grazie particolare lo voglio fare chiaramente a Stefano Cappini, che ha collaborato con sottoscritto per quanto riguarda la radiocronaca e anche per il servizio sulla televisione. È il migliore. È un grandissimo scout, abbiamo collaborato alla grande anche con la sua preziosa collaborazione al computer, per cui veramente un grazie di cuore. E insomma, cosa dire, una partita veramente che ci ha fatto battere a tutti il cuore, ci ha fatto venire anche i brividi, speriamo di averli anche trasmessi a tutti coloro che ci hanno seguito attraverso la Radio Star Carbone. Grazie a tutti da Leandro Cano, a tutto lo staff dell'Olimpia Sant'Antioco, una gran bella vittoria, l'appuntamento naturalmente è alla prossima partita. Un grazie anche e una buonanotte a Francesco De Sole, che ha curato naturalmente il nostro studio della redazione giornalistica. Buonanotte a tutti, ciao!